sanidad. Hemos un sonho de universidad, temos la pena no ajudar. Saluto a tutti, siamo assai contenti di ritrovarvi oggi e mi compie questo 4° momento non a faula. E oggi sono faule italiane, si chiamano Fiabe fantastiche, le novelle della nonna. Allora, sono faule trislingue, italiano, corso e francese. Allora, sono state tradotte da italiano da Francesco Maria Berfettini e Giacomo Dierno ha fatto la traduzione in lingua corsa. Una la dialeggia io e l'altra il commediante Pierico Tonelli. Dunque, comincio con questa prima favola che si chiama Bianca e Lucia. Bianca e Lucia a neve valava a stracci zeppi quella sera. Paria che quanto s'arrampichessi ai degli di detti. L'erano venute linde ste parole a Mammone da principio a un racconto che l'aspettavano i violini poco bazziantuti. Ebbero i zitelloni o sguardo complice di quelli che sono, ma ubbiattono subito da un disturbato piacere di giochi. Fu quella sera che Elisabetta Nulongiuli, a tempo ultati in la sala grondata in core di Abonta Albidrina, che il tesoro che Dio gli aveva dato in custodia era stato rubato e che il vecchio guardiano che ne aveva cura si era giumentato. Innavantati e gonfi d'ira, l'angioli rimproverano a vecchio d'aver ceduto alla tentazione ed essesi impossessato di se ricchezze a discapito di un comune. Sant'auiato, si fece in buono vecchio. All'esta l'angioli lo condannano e lo lampano fuori. Marciando in da neve, pensò vecchio che l'ingiustizia non apparteneva solo all'uomo. Arricomandandosi a gelo geco, si incamminava il uggio bagno e il freddo l'incuginia e membre. A lagrima che lo asciugò, non sapeva se l'era spuntata per via di vento, di vergogna o di una zargamuta. Sentì a fianco a lui una presenza, ma non riesce a vedere quale era. Una oce erghita ribombocchi l'igia che l'aveva inteso i lagni che lo si tenia in petto e che le era giunto da porgergli il suo aiuto. In un attimo si trovò di punta a porta d'un stazzile. A lume di lumera sculinò sotto un pilone che montava il suo capagnolo un paio di corne. Si accorse questo di un sgumento di ueccio e gli balisò che l'era o iaule. Con la sua solita scuttumia gli confessò la rubeccio di un tesoro e cercò a lusingare ueccio offrendogli ricchezza, vita eterna e gioventù. Un bol si accetta non da ueccio e a ogni ricuso gli piava la granco. All'alba smariò iaule, ma non si podia più muovere ueccio e messi a pregare e a pregurare i santi che li venissero a liberarlo. Un capagnolo idea ianca che gli stringia o capo si sbrillò e spiccò uolo da sorte da ustazzile. Era l'ebiga d'ando di castelli innalpellati e muraglie che la cingiano corazzavano l'orgoglio dei signori. Un solo ne ranca spuntà.
con una mano da ommi, Ugonte, Giovanninello, aveva deciso di andare a caccia. Rigunobbe Ugonte Risteruccello, andadosi in anchello a caccidia. Puru di lì stessa sterpa, c'era nato l'odio dradielli, causa di dare di lascide. O tempo di litigassi un lebeno, che furono distratti da un cabagnolo che arriulava assomigliandosi a un agello bianco. Misseno, i signora tirafrezze, l'agello di Dara, come ferito, se ne va da neve. Non si podia sapere quale la via d'occo. A tramindui li ulia o sangue, sfuderono le sue spade e al primo colpo si sbriciolò l'acciaccio. Piadosi da beura, Risteruccello scappò a sbrilla sciolta. Giovanninello riguardò il cabagnolo e scaccanò fidiando un pezzo di stova. Giunto che lo fu, in una corte di uso castello, ordinò di bruciarlo, ma un incantesimo ubarava da un fuoco. Tornò a Ariula e si punì in cima di adora più alta. O popolo in sussurro, dopo questo suo miracolo, si signò. E lo frattempo, a disperato, o vecchio in lo stazzile, non aveva smesso di brigare. E all'ultimo chiamò a San Francesco. Intenerito da esodiamme, usanto, vestuto da vradigello, giunse in lo paese vicino al castello di Giovanninello. Si fece contare un fatto strano, accaduto, e andò a trovare Ugonte. Gli disse che lo podia liberare di cinquantesimo. Accettò Ugonte, fando la promessa di dare limosine a un convento francescano. San Francesco comandò a un compagno di condurlo fino a Uecchio. Si abbiano tutti volto stazzile. Firmatisi di bontà a porta, bastano due parole di usanto perché lo budissi esce salvo Uecchio, mentre che il vogo si mandiava al stazzile. Durgiulò usante Ugonte. Stupido, invitò Uecchio in casa sua. Li accolse a contessa, tutta latte e sangue, dolce garbata. Subito gli chiese di aiutarla, chi si impenseria per il suo sposo, sempre pronta a pia l'arme, chi l'anima, la via battagliera. Volia che Uecchio provessi di ammansare Ugonte. Dede il suo acconsento Uecchio. Con prediche e parole assinate, cercò a appaggiare il sangue di Giovanninello, ma ello non gli dava reda e si infuriò, minacciando Uecchio di decidere di ritirarsi nel suo convento. Passavano i giorni, contessa, i sogniacci asottrinavano. Una notte si decidò e andò a trovare Ugonte da dirgli a angoscia. Gli era comparso San Francesco un sogno, domandandogli di Uecchio, dicendogli che l'era una benedizione per la sua casa, che la sua famiglia si francheria da ogni sciagura con ello. Ma un sposo non l'ascoltava e torcia occhi in segno di sprezzo. Fa casa a ogni sogno a chi pro. Uso racconto un lupo begompie, che uno dei guardiani informò Ugonte che Risteruccello accampava al castello. I bedroncoli, lampado contro le muraglie, pariano donizzate. Dopo una notte d'assedio, i pianti di contessa e a morte di un pochi di soldati di Oaia, Ugonte, in forse accettò la proposta di sua sposa.
all'appiatto, ella anderia vina o gumbanto a dare limosine brumesse e a sconvince o eccio da che lo ultessi in lo castello. Spugliata di iso gioelli e vestuta da paesana, da chi nimmo potessi riconoscere, sorti a contessa. Ciuttava o sole, quando ella avronco l'uscio di chiesa, si indinucciò e punì bezze d'oro annanti all'altare. A un frate gli domandò se la gli era permessa di discorrere gueccio. Una stonda obo, entre ueccio. A contessa un stanciò di parlà, da bardene uviado. Commosso da eso parole e da uso sguardo obbligante, gli rispose che lo eseguideria. Partino dramindui, ueccio strindia o gabagnolo in la sua mano. Giunti che li vuno in lo castello, tirò un mugio a contessa che il suo sposo era stato ferito. Intrappolato, Giovanninelli sentia che la s'avvicinava a passi sicura e sfatta. Chiese a ueccio qualche consiglio. Prima di parlare, fece riflesso ueccio quantunque l'impazienza di Ugonte e poi gli disse d'andare a appiccare o gabagnolo a uno di i merli di adora più alta, da che lo fossi visto da tutto ognuno. L'indomani mattina, discidatosi, sbunorato, ristorcelli bisò o gabo per via di o castello nemico. Li si paria d'avessine di già o bussesso, ma o spavento o stantarò. Sbantulava o gabagnolo bianco. Ristorcello, chi ha ebudanze magiche, ci gridia e edemia sbirbò, un primurandosi né dei amici né di sua roba. Rasserenato, Giovanninelli lo ringraziò ueccio. Decise a contessa che o gabagnolo diventeria o standard di sua famiglia. Condemanderei da passidia per Sirugioni, figlia de Burugelo, ma sia da tanti. Un so solo in ulianchi a Riula. Vi ringrazio. Awa a chiamare o de Adrino Pieric Tonelli. Allora, saluto a tutti. E ho badiudale di una vola che si chiama Silvestro e Lago d'Oro. In avuresta di Bauella, di quando in quando, si sentia un strido orrendo, un sciacchittime i denti, gagnini da mettere uvredo. A natura a zan, li venia o dremo li venia. Per tutto ognuno che sentia su rimore malaetto, era o segno che ci ulia piantare e affrancare a cavà, che tutti sapevano ciò che lo ulia i. C'era l'orco d'errore, un gigante tremendo vamido e che cercava per avuresta qualcosa e anche qualche sia da vragassili. Tutto bientava e s'aspettava d'arrivare al vilo normale di aui da paesana, che lo ribombesse un altro segno che questo insegnava a vine di a minaccia estesa nanto a egreste e l'elpe a picco. L'orco vidiava e filigava in tutto rudione, impostato quassù in cima vicino a Zosabara. Questa aveva scelta tra una mansa iscoe di deppe accatamansate una con l'altra, quasi nanto in cima più alta di l'Alcudina. Allora, vedendo da quassù, podia sculinare un minimo gruppo di animali che non stava tentando a ingucciarli e strangolarli e fragassili, e potitiassine sino a che lo si lampava e si sentiano i ronchi spaventosi da lontano e anche più in là. Tanto, vicino di Savuresta,
c'era una famiglia di boeraiante che stava in un paese di zonza. O abu partia sgubà lontano e a mamma gurava l'orto dove la zuminava e cuia due bomi e appena d'ortaia. O goppio aveva 3 figlioli, 2 maschi e una femmina piucciuga. I maschi, bruschino e altiero, erano 2 di gerbellati, musoni, tonti, fieri senza rispetto in onda né di nimmo. Corci e sempre pronti a far male, avevano una reputazione pessima in tutto il regione. Almabella, a sua sorella, l'avevano ammanita e castigavano alla piatto. Ella, che era dolce, calma e assinata, non ne volia manca appena e preferia pensare che se l'erano così cattivi e avevano soffredanto, non podia essere che per via di un dolore d'ammanto che li si portavano addosso, tormentati da un destino cruele. E per questa che la si stava zitta e un palisava a tutte le ingiurie che li impugnano a ella i suoi 2 fratelli senza gore e malfattori. E si 2 vordani, subito che li allagavano tranquilla a ella, si andavano a girare per il paese e ne facevano quante cucine pistando e straziando gli altri zidelloni che li infattavano in piazza o per campagna. Almabella, tanto, si podia mettere a fare il lavoro che gli piaceva e che aggampava con si bodì. Si metteva in un scorno e si dava zona a zona al donno che l'aveva per la cucitura e il ricamo. Un'arte che la possedia e metteva in opera come se la fosse stato un regalo di uccello. E tutti i paesani la miravano e adeniano gara quante li rimproveravano e adeniano scartati i suoi sgaiuffi di fratelloni. Un giorno che los era inteso un fremito orrendo di l'orco che suttrenava tutto il cantone, si 2 bogheioni pigliano Almabella, a strascinano in piena foresta e poi allegano a un arboro e a lasciano gusti pensando che l'orco non starà tanto a affacca e a indiottesila in 4 E poi compio a sua malfatta, i 2 varzoni voltano gurando e piangiando in casa e dicono a mamma che gli avevano portato quelli Almabella, peccoie, une boghe castagne. Ed ecco che l'era spuntato l'orco e prima che gli avessero bussuto va un gesto, un mostro si aveva portata via. E piangevano e mudiavano e si lamentavano. «Oh, me, oh, addinta, oh, me, che disgrazia, oh, me, a nostra Almabella così cara!» In un frattempo, Almabella, ma che faceva in foresta? E beh, figuratevi che non aveva driccato tanto, riminando e storcendosi braccia e gambe, aveva riuscito a sbarazzarsi di avuna che a stringia contro l'arboro. Non si inchiedava tanto e felice di essere libera si approntava a voltare in udiasso che va in zonza quando la intese i lani che esciano da macchia. Cosa è, cosa non è? Pia e entre di nu, dare dall'erba e scuti di un maccione volto. I mudi che la sentia non erano di rabbia né di cattivezza, erano lani e mudi di pena e dolore. Tanto scarta i vordami e cosa vede? Terrore. E l'orco d'errore posato nanta un scoglio e che stringe stretto obede diritto, gonfio, come un buttaccio e che gli va a soffre quella di gani. E bidando a zidella, eccolo che s'arrizza lì o le salta addosso. Ma un po' a ripono obede verido, e tanto a ben adremando l'ampantera, tirando mudi che empieno l'aria scura di avoresta. A zidella,
bidando ad errore lampada un piano, soffrendo e udulendo da bene, e ben un po' che sente a dia ma dia con passione, e s'abigine e fiedio bede biloso e gonfio di d'errore a gran cado da udulore. Alma bella un sta tanto a caccia si stacca una gullongo e fine che abista causa di un male. L'or con simo e biu e aspetta che ha capito. Azzide la sabigina e pian pianino li gaccia da ubede un spizzone da manto che ci s'era ficcato e li vaggi a dire si mudi dremendi più che mai. Tando un mostro s'appaggia e girugabo ber di alma bella con una riconoscenza che un sta tanto a cambiare li forma, figura e aspetto anno. E tando figuratevi che un mostro è diventato un giovane che li vagge da manto sorriso e a guarda riconoscente. E poi metta a parlare. Buongiorno, cara alma bella. Mi chiamo Silvestro. Tu sì che sei una persona brava e gentile. Posso dire che tu mi hai salvato e cacciato da due pericoli. Uno era sufogo di spinzone che a poco mi intrunava zanu e che tu mi hai cacciato con pruenza e sape fa. E poi c'è l'altro resto. Una liberazione per me che è radioso in suo corpo di l'orco malaetto e feroce. Anni fa, una strega gelosa di immobueri magici ma ingiustrato qui in avestura bestiale di mostro, cacciato vora dai monti di Bavella e condannato a far male a tutti. Ma si venuta tu e hai avuto pietà ben che vossi rotto, scorto e sanguinario, ma hai curato e guarito con pietà e affezione umana. Ti voglio ringraziare come tu meriti. I dovrà delacci, mi occupo io, e la giuda trasforma in cignali giuttati in piena foresta, l'imparerai a nu da rivlette non ta se tre parole. Umanità, spartera e rispetto di gente debole. E poi noi due avremo insieme un segreto. Ai dogon paesani, presentami come se fossi un pastore giunto da vora e ci vedremo quante la di bare. Detto così, Silvestro inguantò un spinzone gacciato da usobede e suffionanto. Un soffio lungo e a poco su spinzone malaetto diventò un ago splendido, fine, lungo e spampilulente che era diventato lago d'oro. Alma bella, maravigliata, li ridia tutta sua persona. Piano piano ribiò a strada di uso paese e con Silvestro che gli dava a mano, sbuccò vora di avore sta scura e minacciosa. Ecco. Un sogno d'università, in due parole universalità. E un sogno d'università, democi la pena.